urne ormai sono chiuse, un'impressione a caldo. Finalmente c'è un po' di rilassamento dopo tanta bagarre. Inutili fare previsioni. Aspettiamo che questo nuovo dibattito si apra, vediamo la sorpresa. Nessuno può cantare assolutamente previsioni, mai come questa volta sono certe. Certo, dal mio punto di vista spero, questo è una speranza, ce la possiamo fare alla grande, è una speranza, però speriamo che questa si possa tramutare in realtà. Quindi non utile adesso è presto, adesso veramente ci stiamo rilassando come tutti i candidati, c'è stata una guerra, in tanti anni mai vista una guerra del genere, molto cattiva e molto nel sottobosco, non è stata una campagna aperta, leale, ribadisco leale, si è lavorato molto nel sottobosco, quindi non possiamo esprimere nessuna previsione perché si è lavorato di nascosto, quindi aspettiamo che ci sciolga neve e vediamo cosa esce da sotto. Dove aspetterà il risultato del voto? Poi davanti con i miei amici, nei vari plessi scolastici e in piazza. Questo è il mio modo di fare, la politica fra la gente e anche il risultato, qualunque esso sia, io starò sempre tra la gente.